Siamo giunti alla sesta corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, in 10 al via, 1 Dylan Chris, 2 Damaris Griff, 3 Dalila Bar, 4 Juanito Goberna, 5 Demon Dinò, 6 Drake, seconda linea 7 Domingo Bar, 8 Dolce Nera ZS, 9 Decimo Meridio GPD, 10 Drake Wind, favori per Demon Dinò numero 5 Andrea Farolfi. Stacco della macchina con Damaris Griff veloce, al suo esterno Demon Dinò che sfila in poche battute sulla stessa Damaris Griff. Terza posizione per Dalila Bar. All'esterno invece è rimasto Drake. I tre allievi di Mauro Baroncini dunque nelle prime tre posizioni, acquisite subito in partenza con Demon Dinò che conduce, Damaris Griff in seconda posizione, in terza c'è Dalila Bar, all'esterno risale Drake Wind al completamento dei 400 in 29,8. Drake Wind raggiunge Damaris Griff in seconda posizione. In terza c'è sempre Dalila Bar, al largo Drake, 600 in 44,8, non cambia nulla tatticamente. La terza pariglia è presa da Decimo Meridio, mentre lungo la corda seguono Dylan Chris e Domingo Bar, che così si ritrova in coda con a fianco Juanito Goberna. Intanto cavalli che stanno per completare anche i 1000 metri iniziali, 1:14,6 per Demon Dinò, terza ruota ora per Drake. Drake progredisce, ha superato in breve Drake Wind e ora a 400 dalla conclusione copre Damaris Griff che segue sempre l'azione di Demon Dinò. Lungo la corda invece Dalila Bar, siamo al completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Demon Dinò che allunga, Damaris Griff in seconda posizione, finale con Demon Dinò che vince come vuole, secondo posto per Dalila Bar, al terzo chiude Damaris Griff, 1:13,1, 28,4 chiudere la prestazione davvero molto molto valida di Demon Dinò in percorso di testa. Andrea Farolfi assegno per il training di Mauro Baroncini, la scuderia Majors, primo, secondo e terzo Mauro Baroncini. Vince il favorito Demon Dinò, Andrea Farolfi.